Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Analyze Splash del vostro Marietto veneziano. Ho già avuto parecchie richieste di gente che mi chiedeva appunto di questo circuito per allontanare spiriti di povertà, di vittimizzazione, insomma, quel cerchio negativo che colpisce spesso e volentieri alcune persone in un determinato periodo della loro vita. Certamente alcune per via del karma per molto tempo, altre periodicamente hanno cicli anche influenzati dai pianeti. E quindi anche in questo caso non si può, cioè si può intervenire con dei quadranti, con dei circuiti radionici, ma anche con dei sigilli salomonici. Però in questo caso, in questo specifico caso, vorrei riprendere un po' questo circuito che serve per appunto allontanare anche nella nostra vita non solo questi spiriti di povertà, ma anche attivare spiriti di ricchezza, che più che spiriti io chiamerei egregori, e dopo vediamo come si fa. Allora, prima di tutto prendete questo circuito, se non sapete andate tranquillamente nel sito del capitano, scaricate l'ebook gratuito di De Gara Magnete Veneziano del 4 luglio 2022, dove c'è appunto questo circuito. Mi raccomando, stampatelo, plastificatelo e funziona sempre anche se non ci credete. Sopra chiaramente un bel intento con su il vostro nome e cognome o delle persone a cui volete aiutare, cioè dare la possibilità di allontanarsi dalla povertà, perché la povertà come la ricchezza, come mi dice sempre il De Garda, sono degli estremi che cozzano, cioè troppa ricchezza non è esattamente l'ideale, troppo povertà nemmeno, ci vuole un equilibrio, ci vuole l'abbondanza. Quindi questo è un circuito più che altro che richiama l'abbondanza, in un certo, indirettamente. Ma come mi è sempre spiegato Marietto, lasciatelo su un mese il testimone e dopo usate la losangna. Però il Marietto vi ha anche spiegato un'altra cosa, la losangna è questa. Quindi un mesetto sul circuito per allontanare spiriti di povertà e poi taccate questa la losangna. Se non sapete come utilizzare la losangna, vi invito di andare a guardare il video in cui spiego come utilizzarla. Ma, come sempre spiegato Marietto, bisogna interagire con più circuiti, perché i circuiti lavorano su varie frequenze di onde di forma. Non è che un circuito e un'onda di forma è uguale per tutti. Questo è un circuito, color bolu, che rappresenta schematicamente l'ape. L'ape dà cinque importanti alimenti, nutrimenti, dalla cera al miele, ai propoli e ad altre sostanze che aiutano l'essere umano a migliorarsi, a star bene e via dicendo. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna agganciarsi a questa egregora e coloro buono, che è l'infinito, il simbolo per eccellenza della continuità, cosa facciamo? Mettiamo su un bel testimone con, ad esempio, voglio trovare lavoro, voglio che il mio lavoro vada meglio e via dicendo. Potreste in teoria fare due testimoni uguali, cioè utilizzare il testimone così e poi scrivere la stessa cosa per questo. Cioè voglio che la povertà si allontani da me e qua voglio che la povertà si allontani da me e inizi ad arrivare nuove offerte di lavoro, nuovi clienti oppure che sul nuovo posto di lavoro sia lasciato in pace. Fatto questo, anche questo un mese, usate poi per mandare a voi stessi la losangna. E qui il tempo è indefinito, lo lasciate su fin quando non raggiungete il vostro obiettivo. E invece questo circuito che cosa serve? Serve ad allontanare in modo massiccio se sul posto di lavoro o un'attività concorrente o qualcuno vi dà noia anche in casa, no? Allora bisogna utilizzare, togliersi i guanti bianchi. E il vostro Marietto vi consiglia di utilizzare questo circuito. Certo, è un po' duretto, però come spiego sempre nelle mie pillole
anni fa ho guardato al telegiornale una, non so, era una riunione in cui c'era un primo ministro, un cardinale, e questo cardinale davanti al telegiornale e praticamente a milioni di persone che avrebbero guardato quella scena lì, ha detto qui bisogna pulire l'aria. Adesso io non penso che quel cardinale intendesse accendere i condizionatori, però quando un cardinale cattolico dice bisogna pulire l'aria, a me mi viene sempre in mente quel periodo storico del 1100, del 1300, in cui la Chiesa Cattolica si era tolta un po' i guanti bianchi. Ecco, diciamo che questo circuito qui è un aiutino a non usare i condizionatori, ma a usare altri metodi per allontanare gente che è un po' fastidiosa. Può essere utilizzato anche questo circuito, quindi se non volete proprio togliervi i guanti bianchi, potete utilizzare questo circuito e andate a vedere le pillole della vostra maglietta in cui spiego questo. E in più, se volete proprio esagerare, perché oggi è un giorno speciale, usiamo il circuito dell'abracadabra, che io sono, io dico, io faccio, rappresenta un po' il must di questo circuito. Quindi mettete il vostro intuito, scusate, il vostro testimone con la parolina che vorreste che si realizzi. Non so, voglio più lavoro, voglio che sul lavoro mi apprezzino, voglio che mm, arrivino più entrate, voglio che quello che volete voi. E allora lasciate un mesetto e sempre poi usate la lasagna. E poi chiaramente in simultanea sempre questo circuito che serve per dare un po' di pace, dare un po' di tranquillità, cercare di elevarsi a livello spirituale. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto. Vi ringrazio, vi ricordo sempre di guardare i video del canale di Legarda e del vostro Maria Veneziano. Se volete un consulto, sempre 20 euro, 45 minuti. Grazie e alla prossima, ciao.